TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Suonerà mercoledì 10 settembre la campanella per l'inizio del nuovo anno scolastico 2025-2026 per gli studenti delle scuole dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione del Veneto. Lo ha stabilito la Giunta regionale, approvando nell'ultima seduta il nuovo calendario scolastico, che definisce le giornate di lezione e quelle di sospensione delle attività didattiche, la fine delle quali è stata fissata per sabato 6 giugno 2026 per le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, sabato 27 giugno 2026 per le scuole dell'infanzia. I giorni complessivi di lezione, tolti i giorni di festività nazionale e di sospensione delle attività didattiche, risultano quindi 205 per le scuole primarie e secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, 223 per le scuole dell'infanzia. E si è tenuta questa mattina la cerimonia di inaugurazione del nuovo Bici Park a Mestre Candiani, situato nell'omonimo piazzale all'angolo con via Antonio da Mestre. Realizzato da AVM negli ex uffici dedicati all'emissione delle agevolazioni sosta per gli stalli Strisce Blu, il cui processo è stato interamente digitalizzato, il nuovo Bici Park a Mestre Candiani si compone di una struttura a 3 zone in grado di ospitare 50 posti dedicati a biciclette e monopattini. Le tariffe per l'utilizzo prevedono un costo giornaliero di 50 centesimi e abbonamenti mensili da 10 euro, con riduzione a 9 euro in caso di agevolazioni che via via verranno attivate sulla base delle richieste pervenute. Il Bici Park Mestre Candiani sarà aperto tutti i giorni dalle 7 alle 23. E sono cominciati a Borbiago di Mira, lungo via Boldani, strada provinciale 29, i lavori di sostituzione di 1310 metri di condotta dell'acquedotto. Si tratta di un intervento necessario per risolvere il problema delle perdite idriche, che in passato avevano interessato proprio questo tratto di tubo. La nuova condotta, che sarà posata, avrà un diametro di 250 mm e sarà di ghisa sferoidale. I lavori dureranno sino a settembre, salvo imprevisti e condizioni meteo sfavorevoli, e saranno divisi in 3 lotti. Il primo arriva all'incrocio con via Papa Giovanni XXIII e gli scoli consortili Cesenego e Comuna. Secondo, tra i canali consortili e l'incrocio con via del Glicine, il terzo dal civico 23 di via Boldani all'innesto con le vie Mocenigo e Nazionale Strada Regionale 11. E con l'inizio della bella stagione torna la periodica manutenzione del verde pubblico ad opera del comune di Chioggia. Sono 4 le squadre al lavoro. Alcune delle rotonde cittadine sono state abbellite con tulipani gialli, piantumati una trentina d'alberi in tutto, alcuni nel giardino di Valli in piazza Navità, davanti al centro civico di Cabianca, via Roma, Campo Marconi, piazza Aldo e Dino Ballarini. Sul viale Lungomare sono stati piantati 13 lecci. Particolare attenzione è stata dedicata ai parchi oggetto della profonda manutenzione realizzata grazie ai fondi PNRR e quindi i giardini di Viale Umbria, i 2 giardini di Vagli e quelli di Sant'Anna. Il manto erboso di quei parchi infatti era stato riseminato, ragione per cui la crescita era stata particolarmente rigogliosa. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.